La Post, una barca storica, ha partecipato alla Whitbread 93, è un dualberi, è la prima volta che vado su un dualberi, quindi è una cosa un po' particolare. C'è questo progetto con Mascalazione Latino e questa casa di produzione che uniscono le forze per portare nel golfo e nella barcolana questi ragazzi. So che sono molto allenati, oggi per dire erano fuori nel golfo che si allenavano, riescono a virare e strambare da soli, quindi noi probabilmente guarderemo e daremo solo loro una mano. Con questi ragazzi so che ci divertiremo, le previsioni non sono proprio ottimali, però un po' di vento c'è, la barca con sopra i 10 nodi, credo, se abbiamo un po' di fortuna di levarne i primi 10, per cui vedranno anche 2000 barche da davanti, che è un'esperienza che io l'ho già vissuta, ma è veramente ti resta nel cuore. Tu giri il mondo facendo regate, vincendo titoli mondiali, tante, insomma, un bel palmarès. Quando torni a Trieste, la tua barcola, il tuo circolo Sostavelica di Barcola Grignano, che cosa vuol dire per te? Vuol dire un ritorno al mio passato. Come dicevo prima, sono 30 anni che partecipo alla barcolana, le prime con mio padre, con la barchetta di famiglia. La mia carriera è cresciuta parallelamente alla barcolana, perché 30 anni fa sicuramente non era la regata che conosciamo ora. Negli ultimi 10 anni ha avuto degli alti e bassi, ma si mantiene sempre a un altissimo livello. Ci sono altre regate di queste caratteristiche nel mondo che hanno avuto dei grossi cali, soprattutto negli ultimi periodi. La barcolana, contrariamente a tutti i pronostici di tanti addetti ai lavori, continua a sopravvivere, ma non è che sopravvive, vince nella sua categoria di regate più numerose in Europa e attira tantissimi velisti, sponsor, la città si riempie per una settimana, quindi la barcolana non... Cioè, quando vado in giro mi dice dove sei? Di Trieste? Ah, la barcolana! Quindi non mi riconoscono come mafioso mangia pasta come succede a qualche mio collega del sud, ma Trieste è barcolana.